E quest'ora qui non t'avvia stila Zaffetti e l'ora di Yuga. E Laurent Parra. Perché l'ora di... A bientôt. La conosco, quale di game. Salute a tutti e ringraziarvi di seguire noi in Antavia Stella, felice di ritrovarvi e voglio giocare insieme ai Sabi Antonia, Guglielmo e le nostre squadre di stasera. Parola di Gioventù, Michael, Olivier e Tina. Salute, buonasera. Buonasera. Allora, parola di Gioventù, un mica non socio. Alors, non. Non. Parole à Gioventù, donc je vais parler en français pour que tout le monde comprenne. Donc, Non, c'est un puoi comité. Que tous les Parla autres, pour Hugo. que ceux qui ne comprennent pas le corse comprennent, on va Voilà, dire. que tout le Ouais, que ceux qui ne parlent pas corse comprennent. aussi, voilà. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est un comité citoyen, donc c'est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 30 ans. Ce comité citoyen est porté par l'Association régionale des missions locales de Corse. Et l'association régionale des missions locales de Corse a été missionnée pour créer un comité de jeunes. Et le but, c'est de donner la parole à tous les jeunes. Et voilà, l'année dernière, on s'est structuré avec le règlement intérieur, la charte, etc. Et cette année, on va vraiment commencer un travail avec les collectivités, l'État et voilà, tout le secteur associatif. Et le but, c'est de faire des propositions sur les thématiques de l'emploi, de la citoyenneté, du numérique, la formation, voilà, tous les thèmes d'intérêt général. Et c'est un comité qui est apartisan. J'ai peut-être des futurs élus devant moi, quoi. Peut-être. Ah, peut-être, oui. Après, si la chose après politique vous intéresse, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. De 16 à 30 ans. 16 à 30 ans. Ah, je suis passé à ça. Oh. Je suis passé à ça. Oh. Sinon, je vous rejoignais. Toute origine, tout statut, tout niveau, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Allora, giocate stasera, parola di Gioventù contro Corsica Genealogia. Bon, c'est miei amici, Apostoli, Geneviève, Jeanne, André, vous pouvez les applaudir, Corsica Genealogia. Bon, conosco sul travaglio, lo conosco bene, ma c'ho la rammenta che fate un travaglio, potete fare un travaglio per tutto il mondo. In tutti i famiglie di paesi di Corsica, cominciamo un travaglio nel comune di Ciamanaccia, a avere tutta un'equipe di 9 persone della SOCIA, a avere ricostituzione di famiglie di questo paese. Di tutto il paese? Di tutto il paese. Un paese. travaglio allora? Un anno di travaglio, guarda. Sinon, vi potremmo trovare su internet. www.corsicagenealogia.com. Potete aiutare la gente a ritrovare i suoi antenati. Abbiamo avuto una base di donne, abbiamo più di 50.000, 60.000 enregistramenti in tutti i paesi di Corsica. Quantunque. Bon, attenti, sono Sapientoni. Io vi presento a me Sapientone, a me Patrizia Catacega, salute. Buonasera a tutti. È ora di giocare. Allora giochiamo a raffica. Buona raffica, è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Mettete mani nel tuo fondo, date un'idea, rispondete bene, pigliate 20 punti. E basta, è semplice. Prima domanda, in che città italiana si svolge la storia di Romeo e Giulietta? Verona. Nous irons a Vérone, risposta buona. Concentratevi, zideli, concentratevi, guardatevi Michele. Ai, siete pronti? In che paese si trovano a Torre Dominia o Urinaggio di Ubero e a Eggia San Spiridon? In Cargese. Ma smontato un funzo. Ma di Cargese, risposta buona. Chi è un nome di sti piatti che si mangiano in piccole quantità, come intrata o all'aperitivo in Spagna? Tapas. Le tapas, risposta buona. I tapas, una vera istituzione in Spagna, ma ora tapas si ne trova dappertutto, di tutti i caffè in concorsi che ci sono i caffè a tapas. Come si chiamava mamma di Pasquale Paoli? Dionisia. Valentini. Valentine, comme ça on est parfait. Risposta una. Non si lasciano mica vai, Giovanni, avete visto? Chi è un nome di scena di Aganterina? Monique André Cerf è famosa per aver cantato L'Aigle Noir. Barbara, risposta una.
È più semplice quando lui c'è il titolo di questa canzone. Allora se ti tocca a tocca, 40 punti, 60 punti, però tutto va bene, bravi. E giochiamo a Variavia. Allora, Variavia. Una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda. Patrizia vi faccio 3 proposte, rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate e vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E la comincia, scusatemi, anche la squadra a parola di gioventù. Ascoltate la domanda e dopo le proposte di Patrizia. Qual è su di questi 3 Bonaparte è nato in Corti? Allora, sarà Guillermo Bonaparte, 1784-1860, Luigi Bonaparte, 1778-1846 o Giuseppe Bonaparte, 1768-1844. Figlia da me. Allora, Attenti che la data di nascita può essere un indizio. Jérôme, Louis, allora Guillermo, Joseph. 1784, Je sais pas. Luigi 1778, Giuseppe 1768. 1794, Aurore. 1775 ou... Guillermo. Era Giuseppe Bonaparte. Guillermo e Luigi sono nati in Ajaccio, Giuseppe è nato in Corti. All'epoca la famiglia Bonaparte era paulista. E dunque dopo è stato re di Spagna, ma in fin di conto in Spagna non è mica stato apprezzato perché biglia e poi viaggiano anche le donne, dunque un re appena... Ma avete capito? Tutto ciò che lui ci vuole, per essere un re. Un buon Era un re. 1768, e per questo che abbiamo detto la data è importante. Avete regalato 20 punti, eh? Tocca a noi. Ci andiamo in Russia, va. In Russia, giusto appunto, chi è a Rasputista? Rasputista. Allora, a Rasputista è un inno a gloria di Rasputin, è a stagione di strade cattive o un piatto fatto con i bombi. Non, je dirais au plat. Dunque, un inno a gloria di Rasputin, a stagione di strade so cattive, so goffe, o un piatto fatto con i bombi. Moi, je suis par rapport à Rasputin. Un piatto. Un piatto. C'est là. Ci sciacchiamo una rasputista stasera. C'è una campao. Ma no, non si mangia mica. Di a stagione di strade cattive. Dunque, questa stagione di strade goffe, cattive, e è strade che so carcafanghe, infatti, perché chi c'è a strutta di neve, e poi ci sono state piogge di laudurno, dunque, sa fa cauerano e le strade sono fangate, sono fangose, e dunque è stato di noi un alleato su fatto qui di a Russia, perché chi all'epoca in Napoleone a rende armata è stata bloccata a un momento dato di questi problemi qui, queste vanghe sull'ozzo, e di noi i guerri tedeschi durante la seconda guerra mondiale che hanno avuto uso che fa a passare in queste strade dove più ne basta, ne pitture, ci sono i treni di noi che sono bloccati, è un affare tremendo. E dunque non si mangia mica rasputista. No, dopo i buede chacun un piatto di bombi se può arrivare a rientrare in casa vostra. Voilà. Ma ci vuole riesce. Vi piacciono i viaggi? Vi basta, eh? Normalmente in chicca l'americana si trova un famoso ponte Golden Gate tra O Golden Gate in San Francisco, in New York o in Seattle. San Francisco. San Francisco. mica ne è sicuro, Michael non è sicuro. Siete andati in San Francisco? No. No. Ancora? No, ancora. Ci vuole andare in San Francisco per vedere su Ponte Rosso, tra altre cose. Di San Francisco risposta buona. Questa
stato costruito in 1933 e in 1937 di nu, dunque un emblema, un ponte che è un emblema della California a tempo di nu di Abbaia di San Francisco. Et il y a l'architecte qui a dit tout, c'est plus joli en rouge. Ça va aller mieux dans le paysage. Tout le monde dit non, c'est Tichem ou Guy. Et finalement, è Luca Uta Radio. L'ultima domanda di sa varia via. Qual è la composto la canzone Corsica tra? Sarà Christophe McDaniel, Juan Paolo Boletti o Pedro Guelfucci. Chi ha composto, mica scritto, composto la musica. C'est Magdalena, vas-y, dis-le. C'est pas Daniel, je pense, ouais. Parce que Paul Fouch, il avait les paroles, je crois, et McDaniel la musique. Je pense que c'est Pedro Guelfucci. La sentiamo ora. Christophe Una canzone Magdalena. che è stato un successo. Christophe Qui in McDaniel. altro, Christophe McDaniel, che ha scritto composto a musica di Corsica, risposta buona. Guelfucciello ha scritto le parole a canta di nu, poi si ritrova di nu adesso disco mezzo che è uscito poco fa. Allora, siete sempre a tocca a tocca. Avete 60 punti, sono davanti ancora 80 punti. Dunque, una bella partita per ora. E giochiamo ora a trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Ora cominciamo con la squadra parola di Gioventù e con la vostra trappola. Bon, se li rispondono bene, pigliano i 40 punti. Non rispondono mica, pigliate voi 20 punti. Ça va. Può essere gagnant-gagnant. Allora. Boh. Guarda che ha scritto questa domanda qui. Qual è su monte di un Capiccorso con 1322 metri d'altitudine tra a cima di Evolice, si dice Patrizia? Di Evolice, Montestelo o Monte di Ugastello? Ma c'è una scelta comunque, C'est fair play. 300 mètres, vas-y. Ils sont 1322 metri. Monte di A cima di Evolice, Montestelo o Monte di Ugastello? Monte di Ugastello, qu'est-ce que vous connaissez? Ou Evolice. Montestele, non, c'est pas ça, c'est autre part. Hai una risposta va, André, Geneviève? Monte di Ugastello. Monte di Ugastello. C'è stata un'esitazione con Monte di Ugastello e a cima di Evolice, dunque dirà a cima di Evolice. Voilà. Dirà l'altra. Bon, 20 punti sono ripresi, allez. Tocca a noi. Voilà. E le gagnant è... No, mi sono sbagliato le missioni, scusatemi. In che città è morto Carlo Bonaparte, il babbo di Napoleone? Bella trappola di storia, comunque. Allora, in che città è morto il babbo di Napoleone? In città e in Corsica? No, la domanda è in che città è morto Carlo Bonaparte, il babbo di Napoleone? Ma No, sapete mica. Parigi. In Parigi. Direi in continente, ma direi Montpellier. Bon, dire una trappola d'André a tempo, Ça va, Allora, 100 punti, 80 punti, c'è sempre questa differenza di 20 punti. E continuiamo giocando a un sciapacapo. Guardate a ritrovare il nostro sciapacapo stasera con 4 indizi. A un primo indizio, un'idea, fate una proposta e rispondete, pigliate 60 punti. Se voi sbagliate, bon, vi facciamo un numero. Dunque, se c'è un'idea, a un menturato. Allez, cominciamo con il primo indizio di Patrizia. Sono originario di Uviumorbo, da Ghisoni più particolarmente a Ghisunaccia. Babbo ha fatto la guerra e dopo la liberazione sono stato arrivato in un circondo di Parigi. Dunque, originario di Viumorbi, Ghisoni, Ghisunaccia, babbo che ha fatto la guerra e dopo la liberazione è stato arrivato in uno dei circondi di Parigi.
Ma se t'hai un'idea, fate una proposta. Non risichete in onda? No, allora, un altro indizio per 50 punti. So piuttosto un uomo di l'ombra e devo mia carriera una famiglia assai pudente. Per egli ha governato tutta l'immagine al telefono. In 1993 mi sono anche occupato dell'intero di babbo Francis. Dunque l'immagine, immagina. Dunque so piuttosto un uomo in l'ombra e devo a mia carriera a una famiglia assai budente, Berelli ha governato tutta l'immagine al telefono. E in 1993 mi sono anche occupato dell'intero di babbo Francis. No? Non Spaolini. Perché non Spaolina? E perché ha lavorato con Francis Bouygues Francis e mi pare che è originario di Ghison o di Ghisonacci. chi non Spaolini. È il presidente di TF1. L'anziano presidente L'anziano di TF1. presidente di TF1. Ah, et donc TF1 appartiene a Bouygues. Ça sent pas bon, hein? Risposta buona. Ah, Ha detto tutto. Dunque, Nunzio Baolini, non Spaolini, è nato in Ivry nel 1949, ha fatto i suoi studi Sciences Po in Parigi. Dunque, è entrato prima all'EDF e dopo ha raggiunto sa filiera Bouygues, dove l'ha occupato parecchie funzioni e di Beraghi quando è morto. Il presidente Bouygues, Francis Bouygues, di ello che si è occupato di Usonterra, dunque erano assai stretti, assai vicini, e in 2007 occupa le funzioni di direttore di DF. 90 punti sorpresi, allez. L'affare è fatta, ma l'ete capitano, sono i nostri sapientoni, e bon, sono di già sapientoni, 170 punti, bravi! Regali, per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. C'è stata una bella partita comunque, eh? Alla divinità Sapientoni, mi si pare, ci sono certe conoscenze. Bon, siete sempre Sapientoni, per stasera in tutti i casi, dunque grazie a due belle squadre, grazie di nuovo al pubblico e a me Sapientoni, a me Patrizia. Buonasera, ce l'ha detto, ci sono dei sapientoni che sono abituati, dunque bene noi spesso e hanno una tecnica di noi per rispondere alle domande a tempo in furia, riflettendo in furia, e poi a gioventù chi sa fa capire la prima volta, ma come volete detto, ci sono le conoscenze, vi concentrerete appena di più, lavorerete appena di più e poi voltate sia per una rivincita, sia per affrontare un'altra squadra, vi aspettiamo. Allez, va aspettiamo, è detta dunque. Basterà per stasera in tutti i casi, da qui una stondetta l'informazione non via Stella. Venite a giocare, sapientoni.tv e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao!